Allora, allerta meteo arancione per temporali e downburst sulla Mar Ligure e su tutta la regione fino alle 13, poi l'allerta passa a gialla fino alle 15. Direi che comunque è già gialla sul Levante Ligure, i fenomeni temporaleschi sono in diminuzione, è stata riaperta l'autostrada A10 verso il confine con la Francia ed è stata anche riaperta la linea ferroviaria che stamane è stata interrotta tra Finale Ligure e Albenga. Segnalo proprio nel Levante genovese sopra alla cittadina di Sori raffiche di vento a 157 km orari. Questo stamattina siamo intorno a 23, 24, 25 gradi su tutta la regione, quindi le temperature si sono abbassate rispetto a quelle di ieri che erano intorno alle 31 gradi e mezzo, ma abbiamo una cronista di eccezione come ospite stamattina perché abbiamo il nostro segretario provinciale della Lega Savonese, consigliere comunale di Pietra Ligure, Sara Foscolo, in linea direttamente da Albenga in mezzo al fango, perché lì ci sono state delle esondazioni e numerosi allagamenti. È vero, Sara? Ciao Fabrizio, sì, sono proprio qua, sono venuta a vedere i danni, sto visitando alcune aziende. I danni, guarda, vorrei poterti far vedere i video perché è veramente una situazione spaventosa. Il fango ha portato via tutto, anche dentro le serre, ha rotto i vetri delle serre, ha portato via migliaia e migliaia di piantine e adesso la gente qua è disperata, c'è gente che mi dice non so con che coraggio riusciremo a ricominciare perché tutti gli anni per un motivo o per l'altro va a colpire un settore che la crisi negli ultimi 20 anni l'ha sentita. E qui, guarda, è un disastro. A parole penso di non poterti descrivere cosa c'è qua. Fango, un'ondata di fango che ha travolto tutto e ha portato via ore e ore di lavoro duro e di investimenti, perché adesso, giusto qua un signore mi stava dicendo che ieri aveva ordinato 60.000 piantine di garofani e gliele ha portate via tutte. Ecco, ricordiamo un attimino la piana di Albenga è molto importante per l'economia della Liguria e non solo, ma anche a livello nazionale, esportano anche a livello internazionale i loro prodotti. Certo. Spieghiamo un attimino di che cosa si tratta ai nostri radioascoltatori. Allora, qua ci sono coltivazioni di fiori, di piante aromatiche, quindi i fiori soprattutto che vengono esportati anche in Europa, nel nord Europa, quindi come dicevi tu è anche un mercato internazionale che da Albenga, l'economia di Albenga si basa soprattutto su questo, soprattutto sull'agricoltura. E i danni in questo momento la gente non riesce ancora a quantificarli. Io poi prima ho già chiamato il vicepresidente Alessandro Piana che è in riunione con i dirigenti, con la protezione civile, che cercano di capire anche nell'immediato come aiutare queste persone, perché anche come smaltimento, per dire, ci sono dei vasetti che sono arrivati, la gente non sa neanche da dove sono arrivati perché la forza del fango le ha portate da monte e si sono ammucchiate tutte nelle zone più basse. Alcuni danni ci sono stati anche sul mare perché c'è stata una mareggiata importante, però qui ovviamente è tutto devastato. Vedi, devastate anche le coltivazioni dei famosissimi asparagi di Albenga che io mangio, sono buonissimi, secondo me sono i migliori del mondo, anche lì sono stati dei problemi? È tutto buono di Albenga, sì, i danni in questa zona hanno avuto tutti dei danni, io adesso le aziende che ho visitato per adesso sono quelle diciamo florovivaistiche. Hanno avuto anche dei danni materiali oltre alle piante, anche delle strutture, delle serre, di tutte le strutture che servono per portare avanti ci sono vetri in giro perché la forza del fango ha devastato anche i vetri delle serre e non so a che livello sarà arrivato all'interno delle serre, ci sono delle serre dove c'è 1 metro di fango, ecco. Allora, massima solidarietà ai nostri produttori agricoli. Massima solidarietà, però parlano di eventi eccezionali.
Regione Liguria si sta già attivando con il nostro presidente facente funzioni Alessandro Piana, sì. nonché L'ho già sentito regionale all'agricoltura, anche per tuo tramite, Sara. Sì, certo, l'ho chiamato, a parte che Alessandro era già a conoscenza di tutto, poi ovviamente io sto facendo per quello che posso un reportage fotografico che poi gli manderò, però sì, eventi eccezionali, però diciamo che ormai non sono più eventi eccezionali, perché tutti gli anni o da una parte o dall'altra del nostro territorio assistiamo a dei danni ingenti di questo tipo, quindi bisogna mettersi nella testa che bisogna lavorare sulla prevenzione dei rii, dei canali, di tutto quello che, perché la botta d'acqua può arrivare, però non è normale che si verifichino dei danni di questo tipo. Certamente. Senti, abbiamo ancora un paio di minuti con te a disposizione, cambiamo decisamente pagina e passiamo alle elezioni. Dunque, il domenica 27 e lunedì 28 si voterà per le elezioni regionali qui in Liguria, la data ormai dovrebbe essere certa, le date dovrebbero essere certe, dovrebbe essere queste qui, mentre il 29 settembre mi sembra si vota per le elezioni provinciali a Savona, corretto Sara? Sì, è corretto, si vota per il rinnovo del Consiglio provinciale di Savona, quindi resta in carica il Presidente, cambiano solo i consiglieri provinciali, si va ancora al voto col vecchio sistema perché la provincia è ancora un ente di secondo livello, quindi verranno chiamati a votare solo i sindaci e i consiglieri comunali eletti nei 68 comuni della Liguria, perché ne abbiamo uno commissariato che è Sassello. Ci saranno due liste, una di centrodestra e una di centrosinistra. La lista di centrodestra diciamo che l'abbiamo creata anche coinvolgendo degli amministratori indipendenti di area centrodestra, ma comunque che non fanno capo a nessun partito, sono liste da 10 persone. Le scorse elezioni diciamo che la proporzione era 6 consiglieri provinciali di centrodestra e 4 di centrosinistra, speriamo di riuscire a ottenere lo stesso risultato, se no magari perché no 7-3. La Lega in questo momento ha 2 consiglieri provinciali e contiamo con la forza dei nostri amministratori e degli amministratori anche non iscritti alla Lega che però sono vicini a noi, di riuscire a confermare 2 consiglieri provinciali anche questa volta. Benissimo, allora ti ringraziamo e ti ringraziamo soprattutto per il tuo reportage in diretta proprio da Albenga, purtroppo devastata da questi allagamenti ed esondazioni tutta la piana, e siamo veramente tutti con i nostri produttori agricoli e florovivaistici della zona colpita da questa ondata di maltempo qua in Liguria. Ti auguriamo buona giornata, buon lavoro ancora con il tuo reportage, con le foto. Grazie anche a voi e io continuo a girare ed ascoltare la voce di queste persone che oggi sono veramente alla disperazione. Con Sara Foscolo, la Lega sempre sul territorio. Grazie Sara, ancora buona giornata e buon lavoro e passiamo passiamo subito al nostro secondo ospite della mattinata. Ci spostiamo sul centro della Liguria, precisamente a Genova, perché dovrebbe essere già in linea il nostro assessore del comune di Genova, Francesca Corso, alla quale volevo un po' chiedere la situazione meteo qua sul centro, sul levante della regione, perché ci sono state, appunto dicevo all'inizio, raffiche a 157 km/h, pensate, sopra Sori, a una quindicina di chilometri dal centro città di Genova, e ci sono stati dei danni, degli allagamenti, però per fortuna sembrerebbe che la situazione non sia così grave come quella che abbiamo registrato nel ponente ligure. Ciao Francesca, ci sei? Ciao Fabri, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, purtroppo il tema adesso è il meteo, ci sono stati questi allagamenti, dicevo, soprattutto le criticità nella piana di Albenga, tra il finale Ligure e la zona del ponente Ligure, mentre da noi insomma ci sono stati allagamenti, rami spezzati eccetera, ma non mi sembra di aver letto, almeno sulle agenzie, particolari criticità dovute a questa
a questa nuova ondata di maltempo, questa allerta arancione sul nostro territorio. Sì, ti confermo che le notizie che hai tu sono le stesse che ho io. Purtroppo nel Ponente effettivamente la situazione è molto più grave e più importante, ci sono stati danni che riguardano insomma tante persone, tante attività, ed è sicuramente un qualche cosa che va risolto al più presto. Sul Genovesato, grazie al cielo, danni di portata molto inferiore a quello che appunto sono le mie notizie. Il rischio comunque che si corre lo sappiamo bene qual è, dopo un'estate così torrida, perché c'è stato un caldo pazzesco iniziato tardi, purtroppo le prime piogge iniziamo a vedere che ci sono dei danni. Su Genova oltretutto sappiamo bene quale sia la situazione pregressa, quindi bisogna stare veramente molto attenti, molto in allerta, perché in caso appunto ad ottobre, faccio per dire, ci sia magari quel incremento delle piogge ingenti, sicuramente bisogna stare attenti. Quindi si comincia sicuramente con la pulizia degli alvei dei fiumi, bisogna tenere monitorata tutto quello che è la situazione idrogeologica, perché il nostro territorio purtroppo è soggetto ad alluvioni, lo sappiamo tutti, e quindi sicuramente bisogna monitorare la situazione. Per fortuna, come dicevi tu, appunto questa allerta arancione pare addirittura si stia concludendo di qui a poco. Io appunto vedo alla finestra che adesso il cielo sta tendendo a diventare sereno. Qualora ci fossero delle piogge ancora, speriamo veramente che non portino danni. Tra l'altro l'allerta dovrebbe finire fra poche ore, e quindi speriamo che appunto non ci siano delle modifiche ulteriori rispetto a quelle che sono i dati che ci sono arrivati fino adesso da Protezione Civile. Allora, il bollettino di ARPA, che è l'agenzia regionale deputata con gli esperti meteo, deputata un po' a stabilire le allerte, spiega, l'ultimo bollettino, leggo testualmente: attenuazione delle precipitazioni nel corso del pomeriggio, ma con residue condizioni di instabilità fino alla serata che favoriscono ancora temporali sparse, mentre per domani ci dovrebbe essere ancora un po' di instabilità, però dovrebbe tornare il sereno stasera, domani dovrebbe tornare il sereno, come ci pronunciava la nostra Francesca Corso. Ma cambiamo pagina anche con te, parliamo un attimino di politica, perché come dicevo la data ormai delle elezioni regionali, le date confermate dovrebbero essere appunto domenica 27 e lunedì 28 settembre. Allora Francesca, come siamo messi qua su Genova, sul Levante? Mi permetto di dire ottobre, hai detto settembre perché c'è stato un lapsus, è ottobre. Sì, ma era ovvio, assolutamente. Ho sbagliato. No, va bene, era assolutamente ovvio. Scusate, radioascoltatori. Ci mancherebbe. La situazione ancora non è ben definita all'interno di quella che è la compagine del centrodestra, perché sappiamo, prendiamo appunto anche tutti dai giornali che spesso infarciscono il tutto di anche insomma qualche nota colorita che magari non è neanche appunto realmente rappresentativa di quella che è la situazione, però sappiamo che appunto ancora non c'è il nome del candidato presidente. La Lega, lo sappiamo, è già impegnata sul campo, perché impegnata di fatto lo è durante tutto l'arco dell'anno, al di là delle campagne elettorali, quindi noi ci stiamo muovendo già perché come sappiamo tutti la politica è fatta di campagna elettorale, è fatta di contatti con le persone, è fatta di tematiche da seguire, di attività da portare avanti sul territorio all'interno delle istituzioni. Quindi noi siamo già pronti, siamo in battaglia, stiamo già portando avanti tutto quello che è la nostra linea politica. Manca il nome del candidato presidente, che sicuramente è molto rilevante, ancora sono aperte appunto la partita è aperta, perché c'è chi sostiene che il candidato debba essere un politico che possa fronteggiare quello che è la figura anche di Orlando, che di fatto è un politico anche preparato, per carità, perché comunque ha delle posizioni che sono assolutamente e nettamente differenti dalle nostre, ma è una persona che sicuramente sa come intrattenere il suo pubblico, e quindi sicuramente c'è chi pensa che il candidato appunto debba essere un politico che abbia un po' quelle che sono le stesse carte di Orlando, c'è chi invece sostiene come noi che si possa trovare magari un candidato civico comunque rappresentativo di quello che è il mondo istituzionale e che abbia un suo seguito. L'importante è che il candidato chiaramente rappresenti tutte quelle che sono le forze in campo, perché non è più il tempo di avere degli uomini forti che portino avanti soltanto quelle che sono le proprie idee e magari non rispettino nemmeno i partiti che compongono la coalizione. Quindi c'è assolutamente una necessità di unire quelli che sono i partiti che andranno appunto a vincere, si spera, e appunto si spera che siano di centrodestra,
e non più di divisione, di screzi interni oppure di insomma prime donne che in qualche modo vogliono emergere a scapito degli altri. Quindi chiunque sarà il candidato presidente e si spera poi il presidente eletto deve assolutamente tenere in considerazione tutte quelle che sono le sfaccettature di chi compone la nostra coalizione. Noi appunto, come dicevo, siamo già in campo, stiamo lavorando, stiamo cercando di costruire una delle liste più competitive che si possano mettere in campo, proprio perché c'è bisogno di persone che ci mettano la faccia in un periodo storico molto difficile, perché sappiamo che ne usciamo da insomma una battaglia che è stata fatta non solo all'ex, a questo punto, governatore Giovanni Toti, ma a tutto il centrodestra, una guerra mediatica oltre che all'interno dei tribunali, che di fatto ancora non sono nemmeno stati aperti su questo fronte, e quindi è difficilissimo per noi pensare in questo momento di fare una campagna elettorale. Ciononostante la gente è dalla nostra parte, perché basta andare per strada e sentire appunto quello che è un po' il polso della situazione, e davvero in tanti hanno compreso come ci sia stato appunto un attacco strumentale pretestuoso rispetto appunto al centrodestra. Quindi nonostante il momento storico abbiamo voglia di correre, ci sono tante persone che hanno intenzione di metterci la faccia, di impegnarsi perché appunto il risultato possa essere dei migliori, e speriamo davvero che questa sia una campagna elettorale fatta sui temi, nel merito di quelle che sono le situazioni che riguardano Genova, ma anche soprattutto appunto tutta la Liguria, le grandi opere, tutti i lavori che sono stati portati avanti in questi 7 anni e mezzo di 7 anni, veramente sono 9 anni, scusami, di regione, poi quelli che sono 7 anni e mezzo di comune di Genova, e quindi cerchiamo davvero di non buttare all'aria tutto il lavoro che è stato fatto dalla Giunta Toti e dalla Giunta Bucci in comune. Il rischio che andiamo a correre qualora la Giunta regionale cambi colore, quindi Orlando diventi presidente della regione, è che tutto quello che è stato fatto e quello che è stato imbastito per essere realizzato possa avere uno stop importante. Io penso soltanto appunto alle grandi opere che sono adesso appunto in realizzazione. Pensiamo che cosa significhi essere governati dal PD e dai 5 Stelle, che neanche fra di loro riescono a mettersi d'accordo, perché sappiamo che i 5 Stelle sono il partito del no a tutto, il PD cambia versione ogni volta che li si parla, e quindi pensiamo appunto a tutto quello che abbiamo imbastito che potrebbe ricevere una sferzata importantissima, se non addirittura uno stop immediato. Sarebbe un problema enorme, e credo che il fatto che la Giunta Toti insieme alla Giunta Bucci abbiano governato bene sia un dato di fatto che anche ai più sinistri sia veramente difficile negare. Quindi bisogna lavorare assolutamente sui temi, bisogna raccontare alle persone e mettere davanti agli occhi delle persone tutto il lavoro che è stato fatto, e capire che effettivamente bisogna andare avanti di questo passo e non ci si può permettere di far tornare indietro una regione che diversamente sarebbe ferma veramente ad un'epoca in cui c'era soltanto la gestione dello sfacelo che si stava combinando e nulla di più di produttivo per la nostra regione e per le nostre città. Senti, io penso che costringere alle dimissioni Giovanni Toti per concedergli la fine degli arresti domiciliari è una cosa che a moltissimi in Liguria non è piaciuta, e penso che lo dimostreranno anche alle urne. In ogni caso un voto contro quell'ingiustizia sarà un voto al centrodestra. Tu sei d'accordo con questa affermazione? È stata una partita terrificante nella quale si è tenuto in ostaggio di fatto una persona prima che un presidente che stava esercitando il proprio lavoro senza che fosse stato aperto appunto alcun processo. È stata una vergogna mediatica, perché ovviamente tutto quello che poi è uscito dai tribunali è stato gonfiato ulteriormente sui giornali senza che neanche appunto il presidente Toti avesse la possibilità di dare una propria versione, di dibattere, perché essendo ai domiciliari appunto non gli era neanche permesso rispondere ad eventuali interviste. Quindi è stata una guerra ad armi assolutamente impari, che credo che in qualche modo in questa fase sia stata chiaramente vinta dalla magistratura, che si è comportata in maniera terribile, e sappiamo che l'unico partito che come sempre si è schierato non solo a difesa di Toti ma sempre appunto ha combattuto contro le ingiustizie della magistratura sia sempre stato solo la Lega, e questo è giusto dirlo, perché poi adesso siamo tutti sul carro della difesa, ma c'è stata sempre solo la Lega in questo senso. Ma come dicevo appunto
questo match, questa battaglia è stata sicuramente vinta dalla magistratura, ma io credo che all'interno delle urne questa guerra totale, diciamo definitiva, debba essere necessariamente vinta dal centrodestra, perché come dicevi tu le persone si sono rese conto. Permettimi di dirti una cosa, che allora la prima battaglia è stata vinta dalla magistratura e dalla sinistra, come dici tu, ma la guerra, tra virgolette, credo che la vinceranno i liguri, il popolo, e non esattamente nelle urne del popolo, il 27, il 28, domenica 27 e lunedì 28 ottobre, quando la Liguria rimarrà al centro-destra. Questa sarà, diciamo, una sconfitta sia per una certa parte della magistratura sia della sinistra, che, come giustamente hai ben rimarcato tu, hanno lavorato per ribaltare, per fare questo ribaltone qua nella nostra regione. Tra l'altro il centrodestra è stato confermato per ben 2 volte alla guida della Liguria. Senti, abbiamo ancora 1 minuto soltanto a disposizione, per questo che ti ho interrotto. Volevo chiederti, i lavori in Consiglio Comunale a Genova come vanno? Martedì c'è il Consiglio, mi sembra. Il Consiglio Comunale riprende martedì prossimo, la Giunta non si è mai fermata, si sta lavorando, mi permetto di dire appunto che si sta lavorando nonostante la situazione anche sanitaria del sindaco, che ha una tempra pazzesca, al quale ovviamente rivolgiamo un saluto e un abbraccio, perché non si è mai fermato durante tutta l'estate, nonostante appunto avesse a che fare con delle cure importanti. Si sta lavorando proprio perché anche in comune bisogna dimostrare che si lavora al fine di portare la nostra città sempre più in alto. Abbiamo raggiunto livelli di internazionalità pazzeschi, Genova ormai è sulla bocca di tutti, abbiamo fatto ottimi lavori dal punto di vista del marketing territoriale, ma abbiamo raggiunto delle vette a livello turistico che veramente ormai ci eguagliano alle più grandi città italiane ed europee, quindi continuiamo a lavorare su quest'onda qui e cerchiamo veramente di far sì che nulla possa minare quanto fatto di buono anche nel comune di Genova, grazie al sindaco Bucci, grazie a tutta la sua giunta e grazie alla Lega, permettimi di dire, che appunto è sempre stata una forza molto rilevante all'interno di questa compagine di maggioranza. Benissimo, ti ringraziamo, il tempo a nostra disposizione è scaduto oggi, ci sentiremo più avanti con Francesca Corso, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao Fra. Grazie, buona giornata a tutti. Grazie ancora al nostro assessore comunale di Genova, Francesca Corso, e per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto. Linea a Milano da Fabrizio Grazione. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo